Ioppi, perché Sgorlone era una persona che approfondiva le tematiche. Lui si documentava prima di scrivere i propri romanzi e quindi aveva bisogno di leggere attraverso i testi della biblioteca Ioppi tante cose che poi lui riportava nei suoi lavori. Lavori importanti, come diceva prima l'assessore Cigolotto, che hanno avuto riconoscimenti nazionali e internazionali. Scrittore conosciuto in tutto il mondo, ecco perché noi da Friuli una statua per ricordarlo. Le sue opere sono ancora un ricordo, io invito tutti a leggere Sgorlone, che ci ha lasciato questo patrimonio di grandi romanzi. Ma dovevamo anche metterlo così, tra virgolette, fisicamente, qui in città, come hanno fatto altre città.